Dopo l'aumento record registrato nel 2022, l'anno scorso l'occupazione in regione ha retto, facendo registrare solo una lieve flessione dello 0,1%, ovvero circa 600 lavoratori occupati in meno su un totale di circa 520.000. È uno dei dati Istat più significativi per il mercato del lavoro in una regione come la nostra, molto esposta a ciò che avviene all'estero. Questo risultato arriva dopo una crescita molto forte tra il 2021 e 2022 e diciamo che il Friuli Venezia Giulia paga un pochino di più rispetto alle altre regioni delle difficoltà sul campo delle esportazioni e anche attualmente ha un'economia che è incerta a causa delle guerre. Ecco, quali sono i settori che mostrano maggiormente segnali di crisi da questo punto di vista? Come abbiamo evidenziato anche recentemente, è l'industria che ha più problemi, diciamo così, c'è una riduzione significativa, intorno al 9% dell'occupazione nell'industria, è preoccupante per diversi motivi, innanzitutto perché ha un indotto anche sui servizi che è notevole, perché sono occupati 1 su 4 e tra i maschi 1 su 3. L'assessore Alessia Rosolena ha messo in evidenza dati positivi come l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e di quella femminile, sottolineando la necessità di proseguire e intensificare il lavoro per contrastare il precariato. I dati positivi sono sicuramente l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e l'aumento dell'occupazione femminile. Sono due aspetti su cui sia con le politiche attive del lavoro fatte di formazione ma fatte anche di incentivi alle aziende per le assunzioni, sia con tutte le politiche di welfare territoriale che riguardano i temi della conciliazione, dell'accesso al lavoro delle donne e le politiche attive legate soprattutto ai giovani e alle donne, quindi all'aumento del periodo di tempo determinato all'interno del mercato del lavoro, abbiamo ottenuto delle risposte.